Sono scesi a Roma anche dall'altopiano di Asiago, assieme ai colleghi del resto del Veneto e di altre 8 regioni d'Italia, i pastori alpigiani allevatori, per far sentire la loro voce in merito alla presenza dei lupi e l'impatto che ha il predatore sulle attività montane zootecniche. Una delegazione di una ventina di persone in rappresentanza di un lavoro minato di giorno in giorno dalla convivenza passiva con una popolazione crescente, incontrollata e sempre più audace di lupi, che va a compromettere la continuità aziendale dei sistemi territoriali, ha incontrato il sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, il senatore Patrizio La Pietra, e il ministro Francesco Lollobrigida. Pastori e allevatori uniti al di là delle sigle sindacali e dei colori politici, per chiedere a gran voce la tutela della pastorizia e dell'alpicoltura, attività ad alto valore ambientale, paesaggistico e turistico. È emerso il rischio concreto di abbandono del territorio e delle aree marginali da parte degli allevatori, che comporta il venir meno dei servizi che l'attività rurale fornisce alla collettività. Con l'occasione è stato consegnato al ministro un documento contenente proposte e richieste concrete a tutela della pastorizia e dell'alpicoltura, sottoscritto da 12 associazioni e comitati territoriali.